Siamo all'Istituto Politi di Agrigento, nel nostro giro tra le scuole agrigentine, siamo con la dirigente scolastica dottoressa Ferrandelli. Un inizio di anno scolastico, come è andato qui al Politi? Allora, tutto sommato diciamo che è andata abbastanza bene, i ragazzi sono entrati tutti, stanno frequentando in presenza, sono molto felici di essere presenti, semplicemente che abbiamo lavorato tanto per cercare di farli entrare e farli restare in presenza nelle condizioni di sicurezza più ottimali possibili. Quindi la loro permanenza a scuola è vincolata alle regole dei protocolli della normativa anti-Covid, quindi stanno in classe tutta la mattinata con la mascherina, le finestre aperte, gli ingressi contingentati in tutte e tre le sedi. Per cui diciamo che finora i ragazzi stanno mantenendo il rispetto di queste regole proprio perché anche loro sono contenti e vogliosi e felici di essere a scuola. Tra l'altro voi giorno 12 siete stati sede del camper per fare i vaccini presso le scuole, insomma il Politi è stato uno dei primi. Sì, è vero, e devo dire che non c'è stata una grande affluenza il giorno dell'Open Fax organizzato qua da noi, ma nulla toglie che non ce ne possa essere qualche altro prossimamente. Però da quello che si percepisce così nell'aria, devo dire che i giovani hanno risposto in maniera molto positiva alla possibilità di vaccinarsi. Qualcuno chiede se possono stare senza mascherina perché sono tutti col Green Pass e sono tutti vaccinati. Questo ancora non ci è dato sapere come comportarci in merito, perché non abbiamo ancora nessuna normativa che ci illustra, che ci chiarisce come comportarci in questo. Invece i docenti presi? I docenti sono tutti vaccinati, soltanto c'è una sola docente che ogni 48 ore va a fare il tampone e quindi presenta il Green Pass al controllo richiesto. Per il resto stiamo utilizzando in maniera molto efficace, devo dire, la piattaforma ministeriale che ci dà immediatamente, ci mette a conoscenza di quella che è la situazione ma sono tutti vaccinati i docenti. Quindi niente didattica a distanza? Fino ad ora no, perché non se ne è presentata, speriamo di continuare così, insomma, tranne qualche richiesta così a tempo limitato per problemi periodici legati a situazioni particolari di qualche alunno in qualche classe, ma niente didattica a distanza. Tra le attività didattiche scolastiche cosa c'è in pentola quest'anno? Quali novità, diciamo, se ne avete pensate di svolgere come attività, diciamo, scolastica? Allora, quest'anno abbiamo tanto in pentola già abbiamo lavorato tanto anche durante il periodo della didattica a distanza, la scuola non si è fermata e si sono prodotti e ottenuti tanti obiettivi positivi. Quest'anno in più, oltre all'entusiasmo per la partecipazione a quello che a proseguire quello che è stato avviato negli anni passati, in più da qualche giorno abbiamo ricevuto la notizia che la scuola è stata inserita nel progetto nazionale del percorso biomedico. Quindi abbiamo anche questa opportunità formativa in più per i nostri ragazzi che consentirà, insomma, di ottenere ulteriori vantaggi formativi. Nuovi orizzonti, assolutamente sì.
Quindi diciamo il suo è un ottimismo cauto o un buon ottimismo per l'avvio dell'anno scolastico? No, allora, il mio è sempre un ottimismo cauto perché io ripeto sempre ai ragazzi, facendo così, incontrandoli nei corridoi o facendo il giro per le classi, di cercare di continuare a rispettare le regole non solo dentro la scuola ma anche e soprattutto fuori. Allora, in questa scuola mi sto trovando benissimo, ho fatto subito amicizia con i compagni anche se ne conoscevo soltanto 2. Mi fa molto piacere che veniamo tutti da paesi diversi anche per conoscere gli altri paesi o cose del genere. I professori finora mi stanno sembrando abbastanza bravi e niente, speriamo che va bene. Mi trovo molto bene in questa scuola e niente. Ecco, l'impatto com'è stato anche con gli altri ragazzi? È stato molto bello. Una battuta, come ti trovi in questa scuola, dai? Tutto bene, è una bella scuola, ben organizzata. Perché l'hai scelta? Perché per me è una delle migliori ad Agrigento. Quale indirizzo hai scelto? Scientifico tradizionale. Con le nuove norme come vi trovate? Tutto bene, è ben organizzata la scuola. Quindi il giudizio è positivo? Sì, sì.